Senta, una campagna elettorale infuocata e lei ha percorso tutto il territorio. Che riscontri ha avuto? Insomma, che stato d'animo ha visto attorno a sé? Il consenso è cresciuto? Guardi, che cosa è successo? quando il Movimento mi ha investito della candidatura a Presidente mi sono sentito onorato ma anche onerato e adesso a questo punto sento più l'onere che l'onore, nel senso che è stato un grandissimo impegno fino ad oggi che porterò avanti con responsabilità e con dovere fino al 31 sicuramente. E già conoscevo molto il territorio perché lei pensi che solo l'ultimo anno prima delle elezioni, al di là delle elezioni, io ho fatto in un anno e mezzo 200 e oltre incontri pubblici, quindi sono molto presente sul territorio. Almeno 3 sere alla settimana per oltre un anno e mezzo, 2 anni che sono creda, non c'è neanche i politici. Lo faccio per passione perché credo in questo progetto, altrimenti non sarei qui, credo convintamente, lo ritengo un progetto serio, un progetto importante, un progetto che se conosciuto, come dicevo all'inizio, non può non essere condiviso, sempre per via istituzionale, democratica e pacifica. Le alternative, le scorciatoie non sono da me. Ho trovato una realtà ogni giorno più aggravata, direttore, ogni giorno più aggravata, gente che mi avvicina, persone che portano la loro esperienza, imprenditori disperati, imprenditori che hanno chiuso. Potrei dirle, non le dico il posto perché non voglio sia identificata la persona, ma vi è venuto proprio l'altra domenica un imprenditore mentre ero al banchetto con i miei a presenziare, a parlare con la gente, un signore di 79 anni, tra l'altro una persona per bene, si presentava bene, dice io sono un ex imprenditore, dice, e le dico una cosa, credo in quello che sta facendo, mi piace la sua serietà, ma lei deve sapere qual è la mia storia. Ho creato dal nulla un'impresa di 60 persone e nel giro degli ultimi 3 anni, dopo la crisi del 2008, dice, ho dovuto chiudere. E dice, l'ultimo dipendente che ho licenziato, mi sono seduto alla scrivania del mio ufficio e ho pianto, e non ho pianto neanche quando è morta mia madre, cioè, pensi lei, e mi si accapona la pelle. Ecco, e questo perché ho trovato un nemico nello Stato. Io avevo il piacere di lavorare, di creare lavoro, di creare ricchezza per gli altri, questo Stato mi ha tradito. E quindi dice, io ho 79 anni però non sono sconfitto, voglio che qualcuno creda in un progetto di cambiamento. Questo l'ho visto, quello di Indipendenza Veneta, un progetto serio, ambizioso, anche difficile, come lei va dicendo, guidato che io lo dico che è difficile, però se non si prova non si cambia. E poi io ricordo, a proposito di progetti difficili, nell'89, 1989, se lei avesse chiesto, avesse fatto un'intervista il giorno prima, la settimana prima, poco tempo prima della caduta del muro di Berlino, a Berlino, se questi i signori che abitavano in prossimità del muro, se pensavano che il muro sarebbe crollato, le avrebbero detto di no, e invece è accaduto. Certe cose bisogna volerle, io dico anche che bisogna meritarsele, bisogna ragionare non vedendo nemici intorno, ma vedendo opportunità, vedendo interlocutori, vedendo le cose con positività, questo è il punto importante. Io ci credo veramente e spero che in tanti mi diano il consenso, diano il consenso a Indipendenza Veneta il 31 di maggio, tra l'altro io sono anche candidato consigliere, prudentemente hanno voluto i miei, mi mettono in imbarazzo, mi vogliono così bene i militanti, mi hanno messo candidato consigliere capolista nella provincia di Treviso, in quella di Venezia e in quella di Vicenza, e quindi se la gente vuole anche scrivere il mio nome può farlo, ma l'importante è che voti Indipendenza Veneta, voti il simbolo, perché questo è il vero simbolo del cambiamento, di persone serie, responsabili, che hanno lanciato un grande progetto ma anche responsabilmente dicono appunto badate che se siamo in tanti lo attuiamo, se siamo in pochi ci sarà una lunga attesa, e la lunga attesa in questo momento io credo sia estremamente dannosa per tutti, c'è bisogno di un cambiamento rapido. Io dico che non tutti sono adatti a guidare un cambiamento, c'è chi può guidare gli autoscontri ed ha un volante in mano, chi può guidare la Formula 1 ed è diversamente ovviamente la realtà nella quale ci si muove. Io credo che purtroppo chi parla di autonomia voglia giocare all'autoscontro, col volante dell'autoscontro. Io sono pronto a guidare la Formula 1 dell'indipendenza, che è una cosa seria sulla quale credo di avere anche una lunga esperienza. Il 30 ottobre del 1995 ho cominciato ad andare in Quebec a vedere il referendum dell'autodeterminazione in Quebec, Canada, poi ho incontrato Jordi Pujol in Catalogna e successivamente, recentemente, Artur Mas, il suo successore,
Alex Salmond in Catalogna, in Sud Sudan nel 96-97 sono stato, è diventato indipendente nel 2011, nelle Fiandre, in Vallonia, in Bretagna ho conosciuto tutte le esperienze di autodeterminazione in Europa, quelle serie noi vogliamo, l'improvvisazione, ripeto, non mi è mai piaciuta. Siamo arrivati al momento in cui è possibile dare un appoggio al vero cambiamento, perché noi guardiamo i bisogni della gente, non si può rispondere, come ho sentito dire, ma non voglio neanche nominarlo in questo caso, uno dei candidati governatori: se io vinco evidentemente non aumento le tasse. E un signore mi ha posto questa domanda, dice: guardi che ieri sono andato a un dibattito di altro candidato, dicevo non aumenterò le tasse in regione. Dice: lei cosa risponde? Doveva chiedergli come farà fronte ai servizi che quelle tasse andavano a coprire i costi. Come fai a soddisfare i servizi che chiede il territorio se non hai le risorse? In realtà la regione ha una prospettiva di diventare soggetto impositore, cioè deve procurarsi le risorse perché lo Stato se le ha portate via tutte. E quindi o facciamo l'indipendenza o cosa facciamo? 5 anni di agonia, chiediamo al nostro nuovo governatore di andare a questuare a Roma col cappello in mano quello che invece ogni giorno gli viene tolto. Un esempio concreto, non più tardi di 3 settimane e mezza fa a Roma c'è stato un tavolo di concertazione tra lo Stato e le regioni e ci sono 2 miliardi e rotti di spesa sanitaria che viene addossata alle regioni. Il Veneto si è portato a casa 220 milioni di maggiori spese per la sanità. Vuol dire che dopo il 1° giugno, perché fino al 31 tutti sono generosi, non dicono nulla, avremo l'aumento dei ticket almeno del 50%, perché 220 milioni di maggior spesa vuol dire l'aumento dei ticket. In una sanità che è d'eccellenza, dice taluno, rispetto a realtà molto più tristi che vi sono in altre regioni, però di fatto c'è gente che quando si va al pronto soccorso, se vai anche per un malanno minore, si fa 8-10 ore di attesa. Io credo che sia indecoroso, non è coerente con la dignità e non è quello che alla nostra gente dovrebbe essere riservato.